Nuove amichevoli per i biancazzurri. Il prossimo giovedì 17 agosto l'Akragas giocherà alle ore 17 allo stadio comunale Alfonso Virgilio con l'Atletico Campofranco, che milita nel campionato di eccellenza. Per quanto riguarda l'esordio, quello ufficiale avverrà in trasferta. I biancazzurri affronteranno il Matera, la prima in casa contro la neoripescata Rende, poi ancora in trasferta contro il Monopoli. Si comincia così il 26 agosto, il girone C giocherà i primi 3 mesi di sabato. Le restanti giornate del campionato saranno rese note in occasione dell'assemblea dei club di Lega Pro, che è stata fissata per il giorno 24 agosto presso la sede della Lega Pro. Storce il naso per le prime 3 giornate il tecnico biancazzurro Lello di Napoli. Mi spiace solamente che non si è tenuto conto che l'Akragas giocherà 3 partite in 6 giorni. Il 20 e il 23 la Coppa Italia, il 26 la lunga trasferta di Matera. Una cosa disumana. Lavoreremo, continua mister di Napoli, al meglio per farci trovare pronti e per iniziare bene il nostro campionato. L'esordio sul campo del Matera, una delle squadre favorite per il salto di categoria, è davvero tosto. Poi c'è la sfida interna con il Rende, che non sarà per nulla semplice, ma faremo di tutto per non deludere i nostri tifosi. Anche la trasferta di Monopoli sulla carta è molto difficile, ma non è impossibile da vincere. Sarà una stagione lunga e colma di insidie, continua il mister, ma mi fido dei miei ragazzi e dei nostri tifosi che sono certo ci sosterranno con amore e passione. Triplicheremo le forze, lotteremo su ogni campo e sputeremo l'anima per questa maglia e per rimanere in Serie C, conclude Di Napoli.